Alla seconda votazione, ribaltando clamorosamente il risultato del primo turno, grazie al voto decisivo di due franchi tiratori, Francesco Alfano del Popolo della Libertà è diventato il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Agrigento. La partita politica è finita 16-13 per il centrodestra, rappresentato dal PID e dal PDL. Francesco Alfano ha avuto la meglio su Piero Marchetta del Movimento per l'Autonomia, che ha contato anche sui voti del PD, di FLI, UDC, Repubblicani e Forza del Sud. Tra questi partiti, due consiglieri avrebbero tradito la coalizione e votato per Francesco Alfano. A me piace essere il presidente, cioè colui che dirige i lavori in quest'Aula, che rappresenta i consiglieri comunali, tutti quanti consiglieri comunali. Non ci sono da parte mia nessuna prevaricazione, non ci sarà nessuna prevaricazione, non ci sarà un privilegiare gli uni e gli altri, ma c'è un regolamento da osservare e che tutti quanti dobbiamo osservare. Si inizia da me. Cosa cambia per il sindaco Marco Zambuto adesso? Ma capirete bene che le contrapposizioni politiche ci sono state e quindi questo logicamente determinerà un atteggiamento da parte dei partiti che sarà valorato a poco durante questo periodo. Certamente durante il periodo di Natale sarà propedeutico per logicamente come doversi porre questi partiti, come dovranno porsi nei confronti dell'amministrazione. L'urna della prima votazione, nella quale non si è raggiunto il quorum, aveva assegnato 15 voti a Piero Marchetta, 12 a Francesco Alfano e uno ciascuno a Carmelo Picarella del Partito Repubblicano e a Giuseppe Arnone del Partito Democratico. La sconfitta non è andata giù, soprattutto all'MPA, che pregustava già il successo. Dai numeri che appaiono all'esito della seconda votazione vediamo che sostanzialmente sono mancati 2 voti, quindi dovremmo fare una verifica e sentirci con gli alleati per capire quello che è successo. È evidente che 2 voti sono mancati. La maggioranza del Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno invece votare l'altro candidato. È stata una mattinata intensa al Consiglio Comunale di Agrigento tra liti, scontri verbali e l'accaparramento dei consiglieri indecisi per l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio al posto del dimissionario Carmelo Callari. Scontro durissimo prima dell'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento. Cosa è successo? Ma è successo che io ho formulato una proposta, che poi è passata, per garantire la segretezza del voto. Qui vi era una prassi, quella di votare dentro una stanza dove si poteva fotografare la scheda e poi mostrare per chi si era votato. Io ho proposto e i berlusconiani si sono opposti assieme ai cuffariani di votare segretamente dentro l'aula consiliare dietro un paravento in legno in modo da evitare queste fotografie. Alla fine però è prevalso il buonsenso, dopo qualche intervento non proprio ortodosso, poi la mia proposta è passata all'unanimità. Andrea Cerino di Forza del Sud analizza le prospettive future di Sala Sollano. Forza del Sud è un partito autonomista fuori dalle logiche nazionali e regionali, ma che entra invece nelle logiche locali, degli enti locali, ma sempre chiaramente una politica che vada nell'interesse della nostra città. Fino ad oggi abbiamo assistito ad una confusione politica che ha fatto solo disgregazione politica e che ha creato solo disagi per la città di Agrigento. Voglio sottolineare che fino a pochi giorni fa, fino a poco tempo fa, il sindaco Zambuto ha chiesto collaborazione ai nostri assessori regionali e che chiaramente è stata data dall'onorevole Michele Cimino, da Luigi Gentile, dall'onorevole Di Mauro. Oggi possiamo dire che la rete idrica agrigentina va realizzata grazie all'intervento di Michele Cimino, che ha inserito nel bilancio regionale le somme, e grazie anche agli interventi dell'onorevole Gentile e dell'onorevole Di Mauro.